Oggi andiamo ad approfondire un argomento che avevo già trattato qualche settimana fa appena era uscita la notizia. Si tratta dei BTP Italia che verranno collocati lunedì. Ecoffi, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Siccome so che vi piacciono parecchio i video di finanza, cercherò di descrivervi le caratteristiche di questo tipo di strumenti. È comunque un video divulgativo, non è un video puramente di finanza. Alcune delle condizioni delle quali vi avevo parlato nel video qui in alto a destra sono mutate, quindi è bene iniziare il video con un piccolo riassunto di come funziona questo BTP Italia. Partiamo dal tasso di interesse lordo che offre questo titolo, ovvero un rendimento dell'1,4%. Se lo paragoniamo con un altro BTP che ha scadenza a 10 anni, il suo rendimento è dell'1,89%, quindi c'è una differenza di quasi mezzo punto percentuale, non è poco. Tuttavia, attenzione perché questo è abbastanza normale. I titoli di cui stiamo parlando scadono tra 5 anni, non tra 10 anni. E soprattutto le condizioni che fanno più gola agli investitori sono altre e ne parleremo durante questo video. Dunque abbiamo detto che il tasso di interesse minimo garantito è dell'1,4%, la scadenza è a 5 anni e scadono quindi il 26 maggio del 2025. E che cosa significa che questo strumento scade? Significa che in quella data vi verrà ridato indietro l'ammontare totale di quello che avete investito. Queste informazioni però da sole sono poco indicative per chi non conosce bene il mondo della finanza, quindi andremo a calcolare come vengono corrisposti gli interessi in questo strumento. Il pagamento degli interessi si chiama cedola e le cedole avvengono ogni 6 mesi, quindi 2 volte l'anno. Questo significa ad esempio che se sto investendo 1000 euro, ogni anno mi verranno dati 14 euro, non mi vengono dati tutti in una volta, vengono dati in 2 momenti diversi. Dopo i primi 6 mesi 7 euro, poi passano altri 6 mesi e altri 7 euro. Attenzione che questo tasso di interesse, l'1,40%, è lordo, significa che dovete togliere le tasse, questo è un argomento sempre doloroso per noi italiani. La tassazione è al 12,5%, quindi agevolata rispetto al solito. Agli investitori verrà dato direttamente l'importo netto, quindi lo Stato si trattiene direttamente i propri soldi e ti dà quello che ti spetta. E come calcoliamo quanto sono le tasse e quanto ci rimane in tasca? Facendo questa semplice formula, tra parentesi 1 meno 0,125 per 14, che fa 12,25 euro. E voi penserete, finita qui, a posto. E invece no, sarebbe troppo semplice. Andiamo avanti. Vi ho mostrato come calcolare la cedola di un normale BTP. Questo però non è un normale BTP, è il BTP Italia e quindi è indicizzato all'inflazione italiana. Non è niente di complicato, adesso andiamo a vedere cosa comporta. L'inflazione non è nient'altro che l'aumento del livello generale dei prezzi. Ho fatto un video a riguardo che trovate qui in alto a destra. Per valutare l'aumento dell'inflazione, quindi indicizzare le cedole, c'è bisogno di un indice particolare che si chiama FOI, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Ora, l'inflazione di un certo periodo è calcolata come la variazione di questo indice FOI in quel periodo. Ad esempio, se dal 2019 l'indice FOI è cresciuto di 1 punto percentuale, allora l'inflazione sarà dell'1%. A questo punto che cosa significa che la cedola viene rivalutata in base all'inflazione? Facciamo un esempio per capirlo. Ipotizziamo che nei primi 6 mesi dell'anno l'indice FOI sia variato dell'1%, quindi abbiamo un'inflazione dell'1%. Abbiamo detto che ogni 6 mesi ci vengono dati 7 euro in condizioni normali. Questi 7 euro però vanno aggiustati per tener conto dell'inflazione. E come si fa? Niente di più semplice. Moltiplichi questi 7 euro che dovevi ricevere per 1,01, cioè l'importo totale più l'1%, e fa 7 euro e 7 centesimi. Questi 7 centesimi in più sono dati grazie all'inflazione. L'importo che ci viene dato semestralmente quindi è aumentato, e di quanto è aumentato? Dell'inflazione, dell'1%. Attenzione che a questi soldi vanno comunque tolte le tasse. Buona notizia, non viene indicizzata solo la cedola, viene indicizzato anche il capitale iniziale, quindi i 1000 euro che io avevo investito. Dato che c'è stata un'inflazione dell'1%, assieme alla cedola, quindi ogni 6 mesi, mi viene dato anche di quanto è aumentato il mio capitale, di quanto è stato rivalutato. Ed è stato rivalutato dell'1%, quindi l'1% di 1000 è 10 euro. E lo so perfettamente che nello scorso video mi sono sbagliato per quanto riguarda l'ecobonus, ho detto
che il 10% di 8.000 era 8 euro, tipo una cosa del genere. Però avevo 2 ore di sonno, capitemi? Questi 10 euro in più sono definiti rivalutazione del capitale e vengono dati insieme alla cedola, mi raccomando, ogni 6 mesi. Questo però sempre ammesso che ci sia inflazione e bisogna sempre calcolare le tasse. Ad esempio, in questo caso c'è, tra parentesi, 1 meno 0,125, quindi 12,5%, per l'importo che ci è stato corrisposto in più, quindi 10 euro, che fa 8,75 euro. Permettetemi di soffermarmi ancora un attimino sulla rivalutazione del capitale. È utile all'investitore? Per capire la risposta dovete sapere che l'obiettivo dell'Europa è tenere l'inflazione sempre vicina al 2% ogni anno. Questo significa che in condizioni ideali si vuole che questo indicatore, quello dell'inflazione, salga, ed è una cosa ottima per quanto riguarda quell'investitore che ha investito in uno strumento che tiene conto dell'inflazione. È bene però sottolineare, perché ci sono sempre dei pro e dei contro negli investimenti, mi raccomando, non ci sono solo pro e solo contro, che l'inflazione in questo periodo è veramente bassa, quindi non è così utile la rivalutazione. Ovvio però che da qui a 5 anni non sappiamo cosa accadrà, quindi può sempre fare comodo in futuro. Altra caratteristica specifica di questa emissione è il cosiddetto premio fedeltà. In pratica, se acquistate il BTP Italia all'inizio, quindi appena viene emesso, e non lo vendete nel mentre e lasciate che scada, quindi arrivate al 25 maggio del 2025, allora vi verrà dato un premio. C'è da dire che solitamente questo premio fedeltà è dello 0,4%, tuttavia questa volta raddoppia, è dello 0,80%. È una bella percentuale. Riprendendo l'esempio che abbiamo fatto prima, se investo 1000 euro me ne vengono dati 8, solo per averlo tenuto fino in fondo. Dopo aver ricevuto tutti gli interessi nei vari anni e la rivalutazione del capitale, arriviamo a scadenza. A scadenza non viene nuovamente rivalutato il capitale, vi vengono ridati indietro i 1000 euro che avevate investito. Detto in termini tecnici, a scadenza riceverete il valore nominale del vostro investimento. Il collocamento di questo titolo avverrà in 2 fasi differenti. La prima per il segmento retail e la seconda per gli investitori istituzionali. Dal 18 al 20 questi BTP saranno venduti unicamente ai risparmiatori individuali, per intenderci noi. Nella seconda fase, che si terrà il 21 maggio dalle ore 10 alle ore 12, potranno acquistare questi strumenti solo e unicamente le banche e altre istituzioni finanziarie. Il minimo importo acquistabile da noi è 1000 euro e si va di multipli di 1000, quindi posso ad esempio comprarne 1000, 2000, 3000 euro, ma non posso comprarne mai 1500, 1600, 1700 euro. E attenzione, perché per il segmento delle banche questo limite minimo è fissato a 100.000 euro. Altra cosa molto interessante che vi segnalo è che non sono previste commissioni per l'acquisto a carico degli investitori. Di solito si chiedono sempre delle commissioni di importo variabile sia quando acquisti che quando vendi. Non è questo il caso e questo è un grosso vantaggio. Passiamo quindi alle considerazioni che si possono fare riguardo questa emissione di titoli. Il tasso di interesse non è particolarmente alto e quindi mi chiedo se sarà sufficiente questo pacchetto per fare gola agli investitori. Vi ricordo infatti che è un collocamento la cui quantità non è nota. Lo Stato non dice voglio raccogliere 10 miliardi, dice ne colloco quanti più possibile, te ne vendo tanti quanti ne vuoi. La convenienza per chi investe è che questo investimento non è a lungo termine, tra 5 anni scade. Al tempo stesso potrà comunque essere liquidato in futuro senza particolari problemi. Il problema principale però è la domanda che ci dobbiamo porre ora. Lo spread si alzerà? Dello spread ho parlato ben 2 volte nei video qui in alto a destra. Nella pratica lo Stato sarà costretto a intervenire per offrire tassi di interesse più alti e se questo accade il nostro investimento non è stato proprio ottimale. Per quale motivo? Perché se sul mercato ci sono degli investimenti che hanno dei rendimenti più alti del tuo, più difficilmente riuscirai a vendere ad un prezzo adeguato il tuo investimento sul mercato secondario. Quello che può succedere invece è che tu riesca a venderlo sul mercato secondario ad un prezzo inferiore al valore nominale e questo significa che ci perdi un pochino di soldi. Ma la domanda a questo punto è: veramente crescerà lo spread? Ne siamo convinti? Ricordiamoci che in questo periodo la BCE ha messo in campo il PEP, Pandemic Emergency Purchase Program.
significa sostanzialmente che acquisterà dei titoli di Stato sul mercato secondario. Questo programma è fatto apposta per non far salire di tanto i tassi di interesse dei titoli di Stato delle varie nazioni dell'Europa. Ora, secondo questa logica, lo spread non dovrebbe alzarsi più di tanto, però non si sa mai, in finanza tutto è molto complicato e tutto molto poco prevedibile. Le maggiori incognite per l'investitore quindi in questo caso sono lo spread, che potrebbe rendere poco conveniente vendere questo investimento sul mercato secondario, e l'inflazione, perché più aumenta l'inflazione, più aumenta il guadagno che fa l'investitore. E vorrei assolutamente ricordarvi che investire in BTP Italia in questo momento significa dare concretamente una mano allo Stato italiano, che in questo momento non si trova in buone acque, è un pochino in difficoltà. Queste erano le principali caratteristiche dei BTP Italia e un mio breve commento a riguardo. Se questi video vi piacciono, fatemelo sapere nei commenti. A me piace parecchio la finanza, quindi non mi sono fatto sfuggire l'occasione di descrivervi questi strumenti, e l'ho fatto tramite una modalità nuova, cioè probabilmente ho messo qui in alto a destra un altro video. In video vi scrivo in tempo reale ciò che succede mentre parlo, quindi se sto facendo dei calcoli appariranno qui in alto a destra. Fatemi sapere anche se vi piace questa modalità di video. Detto questo, io ci tengo a precisare che questo è un canale di divulgazione economica. Io vi sto spiegando come funzionano questi strumenti. Non vi sto dicendo andate ad investire qui o non andate ad investire qui. Non mi riguarda, non mi compete. Io sono un divulgatore, non sono un investitore. Io stesso non investo nel mercato attualmente, però mi piace tantissimo descrivere questo tipo di strumenti. Prima di lasciarvi alla citazione economica, mi raccomando, prima di fare un investimento siate consapevoli, e siate consapevoli soprattutto dei rischi, perché i rischi nella finanza sono tantissimi. Economia. Fare a meno del necessario per risparmiare denaro e comprare il superfluo.